Si te hace falta que te quiera, yo te amo a mi manera, yo lo haré. Basta, mi niña, ya no llores, olvida los temores, abrázame. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrán mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. Pa' que llora mamacita, si así no se ve tan bonita, déjame probar esa boquita y yo le aseguro que de una se le quita. Y vamos donde tú quieras, al fin y al cabo vas a pasarla bien. El destino final es la felicidad, no vas a querer volver. Báilame, báilame, que las penas se van bailando. Siente el ritmo y mueve los pies. Ven conmigo y canta otra vez. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. No hay que sufrir, no hay que llorar, la vida es una y es un carnaval. Lo malo se irá, todo pasará, la vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. La vida es una y es un carnaval. Seré tu ángel guardián, tu mejor compañía, toma fuerte mi mano, te enseñaré a volar. Ya no habrá mal de amores, vendrán tiempos mejores, levanta ya tu mano que vinimos a gozar. Báilame, báilame, que las penas se van bailando, mujer. Siente el ritmo y mueve los pies. Buonasera, dal Salone Parrocchiale di Bitti, in collaborazione con Achimus. Bitti TV trasmette in Mondovisione la seconda serata del 53esimo Festival Parrocchiale dei Ragazzi. Vi informiamo che anche stasera lo spettacolo è idoneo per ragazzi e per adulti tutti. Buonasera. Indietro! Tutta! Sì, la vita è tutto qui, e noi giochiamo, e rigiochiamo, perché noi non ci arrendiamo, fino a quando non vinciamo. Sì, la vita è tutto qui, e se indovini quante emozioni, perché con te che ci danno i milioni. Aspetta e spera.
ad ottenere buonasera a tutti. Questo è il bello della diretta. Il nostro tecnico Salvatore Bella mi fa dei cenni e dei gestacci un pochettino così, però tutto ci sta, tutto va bene. Anche perché dopo il successo di domenica scorsa, che abbiamo superato l'80% di share, pensate, abbiamo stracciato tutta la concorrenza. BCTV ormai ha raggiunto anche gli angoli più remoti del nostro pianeta, nel Burundi, Ruanda, Australia, stanno arrivando messaggi un po' da tutte le parti. Di questo ne siamo felici e speriamo di replicare anche stasera questo successo. Intanto salutiamo tutti quelli che sono già collegati e tutti quelli che si collegheranno in diretta con noi. Stasera cosa facciamo? Faremo più o meno, andiamo sulla falsariga di domenica scorsa, quindi tra canti, scenette, sketch vari e chi più ne ha più ne metta, ospiti graditissimi. Adesso vi voglio presentare le mie vallette, ma in modo un pochettino inconsueto, non come le presentiamo tutti gli anni, ma vi faccio vedere cosa facevano le nostre vallette qualche anno fa. Pensate, meno male, aiutate chiaramente magistralmente da due ballerini di professione, si sono cimentati in un balletto che imitavano due famose gemelle di qualche anno fa. A voi le gemelle Chessa. Pensate un po', direttamente dal Teatro delle Vittorie, passando per sul Comunale qui vicino, le gemelle Chessa. Fate preparazione, 3 mesi, non ve l'ho fatta bene, ma va bene così. Bene, abbiamo anche provato l'applausometro, ho visto che funziona benissimo. E adesso, dopo averle viste così, in un filmato di qualche anno fa,
Adesso le chiamiamo invece in campo subito perché devono presentare i bambini che cantano, perché sapete noi stiamo parlando sempre di Festival dei bambini. I nostri protagonisti sono sempre i bambini, ok? Con tutti i filmati chiaramente che sono stati mandati da casa loro. I bambini hanno cantato a casa loro, ripresi dai genitori, non ripresi nel senso che li hanno ripresi perché hanno fatto qualcosa, ma li hanno ripresi adesso con gli smartphone, con tutti i mezzi che la tecnologia oggi mette a disposizione. Passo subito la linea alle mie brave, stupende, bellissime vallette, Tiziella e Marziana. Eccole lì, probabilmente distratte. Oh, siamo in diretta? Buonasera, buonasera a tutti. Dobbiamo avvisare prima. Ma eravamo prese dal Ma le brillante sei stasera. mi denne il cachet dell'altro. Guarda e bada, la tinca sia passata da. Oiai. Que- E questo truzzo bracciale. Prenu, non puro, prenu este. Pensa che mi nerdoleni un brusso. Dove me lo porto? Cara, non ti ha No, no, no. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Iniziamo. Allora, mi sa che il mio microfono non funziona, vero? Adesso sì? Si è sentito prima? Non si è sentito niente? No, tutto a posto. Ok. Ok, allora, Possiamo iniziare con i bambini. certamente. Il primo che canta, Diego Calvisi, su Pipiriolu. Aspettatela, abbatteranno, ma regala tu pipiriolo. Cuccio di poco, cuccio la mozza, cuccio la cucano, cuccio di la manica, a giubilare di non averla dato, din 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 dan. Bravissimo! Bravissimo Diego! Una Bellissimo e bravissimo! Una canzone ormai conosciuta Sì, ormai è da tutti, dappertutto. molto famosa. Sì, sì. Allora, la seconda bambina che canta è Eleonora Calvisi, L'asinello Nunù. Sei un fianzo amaro, l'asinello Nunu, è sicuro ed è chiaro, non conosci Nunu. Certo con le parole trova difficoltà, fanno salti di gioia quando le leggerà. Non lo fa per dispetto, è perfetto perciò, io contento
E adesso diamo la linea al bravo presentatore Giancarlo. Grazie, complimenti ai bambini, complimenti ai genitori che hanno fatto questi bellissimi filmati. Adesso andiamo un po' indietro nel tempo, non dimenticando il presente, chiaramente. Adesso siamo tutti a Sangratos, tutto a Corralatos, come dice il bravo presentatore di BC TV. Adesso, intanto, a proposito, vi volevo ricordare che tutto quello che stiamo facendo adesso, tutto quello che stiamo realizzando adesso, lo stiamo facendo nel pieno rispetto delle norme anti-Covid. Giusto che si sappia, perché non si pensi a, come si chiama, non si pensi ad assembramenti strani. Sembra che ci sia tanta gente, ma in effetti siamo pochissimi qua dentro. Gli applausi sono più registrati che reali, ecco. Anche siamo tutti con le mascherine, tranne io che mi sono disinfettato grazie ai nostri potenti mezzi, anche abbiamo disinfettato tutto il salone, eccetera. Torniamo indietro negli anni, andiamo agli anni 70, stiamo parlando di quando Zuinari Dinari, Canno su Schimbe Missa Franco, in Schimbe Missa Franco, risolde che missa, in de che missa, quando il Cagliari era campione d'Italia, agli anni dello scudetto. Vediamo cosa succedeva allora in Piazza Nostra, perché in Piazza Nova la gente si incontrava, los amigos si inveniano, si salutavano a volte cordialmente, a volte meno cordialmente. Vediamo questa scena, Zoschimbe e Zordecche Mistavrancoso. Poi, bene, tu? Che siamo? Bella Dio, dopo tanto tutto con sabba cacchettato, me ne ammetto bella Dio, a massuliare. Scusa, come che da più bene tu? Ma io tanto ti vedete caricare. Ti lamenti che l'anno passato siamo andati a Cagliari a vedere la partita Cagliari-Juventus? Io mi lamento. Ti lamenti? Bella partita. 3-0. Sì, mi lamento. Viva Gori, buona insegna. La Juventus asfaltata. Ti lamenti? Sente, bellissima, una bella est, te lamenti? Vuol dire che mi lamento. Te lamenti che pure mi è andato a mannecare non mi lamento. a questo ristorante, a Corso sul Poetto? Bella mannicata, grande festa. Ma te lamenti che vorrei paccare però, non sto che a 40 mesi ancora la testa, tu dici che assolutamente te ne avevo prestato dai che io. Non mi lamento. Come non ti lamenti? Ti lamenti sto, non ti lamenti, che mi deve dire che non mi lamento proprio. Allora, fra, ti lamento io. A ora paccare, tu io chiesto 30 missa, mi hanno dato prestami dai che missa, te l'avevo prestato e come anche se paghermi lo Torres. Proprio non mi lamento di questo. Ti sto lamentando io. Fra, ti sono che mi deve dare dai che mi sa ranco. Quindi anche non pagare e dammi dai che mi tue. Vabbè, però vado una cosa, come non lo gioco io sto non gioco manco break. Come non gioco manco break? Fra, mi servi soldi che mi sa ranco, mi servono urgentemente pure. Ma non io. Mutati, che mi servi soldi che mi sa ranco. Fra, ascolta una cosa, io come ne vivo il caffè. Chi mi è venuto? Torreno Carranza, prestati, non anche che ti parte, io ho che gli soldi che mi sa ranco. Vabbè, fra. Che le scusi normale, no. Attenzione. Ecco, voglio dare il busco, sto che mi sarà. E tanno. Che mi conta? A Susoli, te tu. E io pure a Susoli. Una cosa, te la metto la via che mi mandate dove verrà me. Nugoro. Che ti ha alleato Trapano, Lovite, Stassello. Mi lamento. Che mi sta branco, te lamento? E che non ti ammetta nudo, no, questo non mi lamento. Io te lamento io, ammettati bene. Non mi lo so mettere. Comunque, stavo presto, che mi sarà che non me la chiede a paccare, che non ti basta assinare. Comunque, lo scaglio torrato, che mi serve urgentemente come. Non dico cosa. Arranzati. Ma cosa bussetto? Lo scaglio diretto, che mi serve urgentemente. Ti do 15 minuti di tempo, sono andando a bere un caffè a sostituire. Arranzati, buscalo. 15 minuti, non ve lo busco. Arranzati, non ti sei qua cara. Dai che siamo. Io non ve lo busco, che mi sa ranco. Milla. Ciao Gio, vabbè. Sei primo. Va male, tu Tutto bene. Meno male, sono contento. Finalmente una bella dia. Sì, non va male. Come ti dai metà che non ridere, è vero? Un bello poco tempo, sì. Questa via famosa, ti la mette che questa pure è una bella dia. Sai che siamo andati a mare con questa due piccioncina. Ti lamenta, scusa. Mi lamento. E che se ne dimenticato una serata che cussa? Perché non ti ammenta il cusco. Una serata veramente, ma però... Poi, silenzio, no, che... piano che per BC TV. No, che non si intendono, che sempre il cusco. Che rischi, sì. Scusa, ma ti ammetta poi che, naturalmente su serio che siamo andati a Chena, la siamo spiccata a Chenare, questa signorina. Io mi lamento. Mi lamento. Champagne, tutte queste belle cose. Mi lamento benissimo, che canno che sia come. E che storia pagare ti lamento che ho pagato io che tu non giochi a Scott. No.
questo non me lo rammenta. Ma questo non ti lamenta. Questo proprio non ho pagato io da Chimizza Franco e ha riscritto questo problema, che come mi serve in questo da Chimizza Franco e tu me lo devi storrare. Ogni tanto non gioco cosa, come? Che è uscito che ne portafoglio. Questo non è un problema mio. Il che problema mi mio sa- è che mi deve storare su da Chimizza Franco, quindi chi una cosa. Eh. Io do 15 minuti di tempo, sono andami via un caffè, 15 minuti di tempo e poi tu mi devi buscare in aria. Se no, non scontato l'amicizia, eh. 15 minuti, 15 minuti. Ah, per bidere. Mi stare osso, no? Uno i caffè te ne via, non due. 15 minuti. Non diventa nervoso. Vita su zicchette. Ah. Siate, tutto per tenere. Allora, Franco. Non l'avevo buscato. Come? Mica me lo ricordare su te terra. Fra, che sono dei che mi sa Franco, chi mi serve urgente, ma l'algare compreso, che sono in una situazione difficile. Non l'avevo buscato, di manata, ma a destra non l'avevo buscato. Guarda, ti ha una cambiale. Cale cambiare, non viene che ti tocchi bicchiere su in aria, bicchiere te, fra, porca miseria, ma insomma te l'avevo prestato, che gli ho torrato. Non ti scordare. Fra, ascun, andami via un altro caffè, 15 minuti, ma guarda, non può dare, che mi serve urgentemente costinare. Buscalo, dove c'è che sia? Fra, ti ha parlato che le scuse normali questa via, Attenzione. Ecco, acqua come... che buona bustia. Ah, costala. Dottore, è tanto. E me che ne so, per il suo Lui sito, guarda, bella di, mi procura. Io pure, che non ci vedo. Mi là che non piacere, a me ne presta il che mi sta franco, che mi serve urgentemente. Tan bene, guarda, l'aiuto del che mi sta franco. Ti l'ha ponato so grande, ma ti ha dato male un affare, che so girato come provate a combuttare, dai, te lo giuro, che mi ha che non è bello più, proprio piegare mano a mano, mi ha che. Ah, sul momento io che mi sta franco, ma devo piccare stasera. Non bene mi sta... in una pizzeria che sono appena girati, insomma, carchi... non bene mi sta scrivendo però come, dai, prestami lo piacere, poi stasera te lo sto immancabile. Ma te ne conto che a me mi serve, io conto su se non manco appetito, se non è stato bisogno un amico, non te l'avevo manco appetito. Ma ascu. Che un piacere, dai, che mi serve. Per me questo sono importante. Dall'isco che torniate a noi, mazza. La promessa è fatta. Tu che mi sta zero, ti che ricogli sta zero. Grazie. Manco posto in buzzacca. Allora, quanto te ne dio? Dai che missa mi deve sempre? Come te ne do kimbe? Per chi mi è venuto ti busco l'orate lo schimbe. Sicurissimo. Ti dà sempre su tiratina. Per chi mi è venuto? Va bene, che gli udere? E sigai. E sigai che mi sta recuperato. Che t'hanno cucinare, buscato l'Amazon. Quanto ti devo a te? Dai che mi sta franco sempre. Sicuro sei? Allora, tieni d'occhio che mi missa. Va bene? Questo è su mese però. Tieni d'occhio che mi missa. Dai, che mi minuto c'è la teruschima, di accordo siamo? Chi mi missa, ma sicuro ne siamo? Sicuro siamo. Che mi minuto, mi viene un caffè e poi ti ho chi mi missa, che no no. Va bene, ti lo storro. Speriamo. Manchi frittato. E t'hanno, t'ha deciso. Ascolta, ha passato un amico che mi ha prestato, chi mi missa franco. A chi morgoi, si tiene bene, che ne briare però, ti do, chi mi missa franco, chi mi missa ti lo do come. Ti ne devi a potere, chi mi ti lo do come, ti ne devo altro schimbe. Mi dà schimbe, minuto di tempo, e ti do rosatro, va bene? Non ti schimbe minuto. Schimbe minuto, va bene, grazie. Manchi in vai, sacca. buscatelo a suonare. Quanto ti devi apo? Chi mi missa? No, dai chi missa mi devi, poi chi mi lo sardato e me ne deve altro schimbe. Questo sono altro schimbe. Mantene, e non mi saluti. Finalmente, anzi che te ne torno a prestare in aria. Hanno, buscato un namusu? Quanto ti devi a pati? Dai che missa franco mi devi guardare. Dai che missa, quanto te ne ha dato? Chi mi missa su? Chi mi missa? Torno altro schimbe e tu a me non mi tocca osservare poi in cara, tranquillo. L'importante è che mi desinari poi. E t'hanno, usato lo schimbe missa, buscato allo usato. No, poi in tempo manca lo pondere in buzzacca, però forza, mi. Quanto ti devo dare? Dai che missa. E quanto ti ha dato? Schimbe missa. E custo? A te lo schimbe. E quindi siamo su? Siamo spatto, va. Ecco, dai come innanzi, non mi fai prima anche in gara quando mi scolanne. Vai a tue. E t'hanno. Una cosa. Una cosa. Vabbè, casi tu e mi te lo storro, mi
Dobbiamo mantenere. Tipo, Grazie su piacere. Che su coro che perché d'inverto l'hai Ma i putti meni pure a tornieta che a te. Vai, guarda, veramente un amico. Io, Grazie proprio, tipo, grazie. Guarda, Ti ringrazio proprio. Speranza a sperdita. Ma proprio salvato la vita, mi ha salvato. Anzi, sa cara mi ha Un salvato. amico veramente. No, certo, un amico sei tu. Comunque, che non si perde questa amicizia. E non sono chi su chisatta. È tutto con l'ullo. Siamo di nuovo in studio. Dai, Tizia, allungati giù il microfono. Regia? Ok. Tanto si che ginare a valore, Marce. Tanta sì. cosa non babbessito. Quindi che mi sa franco, non ho in anno Mamma tornare, mia. sai, nei stuadi, non va posto Non nulla va posto nulla nessuno. Continuiamo con il gruppo dei Dei bambini. bambini. Allora, la prima ad esibirsi, Anna Maria Carzedda, la canzone del bruco. Era nel rotto con l'insalata, ma il bruco me l'ha mangiata e il bruco me l'ha mangiata. Era nel rotto con l'insalata, ma il bruco me l'ha mangiata e non mi lascia stare. Uè, già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, che non mi lascia stare. Uè! Ero nel letto, sognavo in giornaletto, e il bruco me l'ha letto, il bruco me l'ha letto. Ero a letto, sognavo in giornaletto, ma il bruco me l'ha letto, e il bruco me l'ha letto. Uè! Già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, che non mi lascia stare, uè! Ero in bagno, facevo la pipì, e il bruco è sempre lì, e il bruco è sempre lì. Ero in bagno, facevo la pipì, e il bruco è sempre lì, e il bruco è sempre lì. Uè! Già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, già che c'è il bruco, che non mi lascia stare, uè! Bravissima Brava, Anna Maria. Anna Maria. Complimenti a tutti i bambini e le bambine che hanno mandato i video. Sì, Anna Maria addirittura 2 video. 2 video, Sì, bravissima. sì, brava. Adesso è il turno di Maria Mele che canta la Madonnina. Madonnina dello giuramento, ascolta questo mio canto, con le tue mani bianche benedici i tuoi benedicti che non sono felici. Proteggi babbo e la mammina mia, oh dolce figlia, Vergine Maria. Bravissima Maria. Brava. Adesso è la volta di Maria Lucia De Logu, Mare, Vento e Libertà. Sto sognando, è tutto vero e non ci credo, non c'è passato che valga il peso di tenermi qui così sospeso. Chi mi chiede di pensarci ancora, chi mi frena e vada avanti allora verso un altro ieri. Non ritorno sulla scelta presa, non mi fermo, adesso cambio strada verso il mio domani. Siamo luce e oscurità in viaggio sopra le città, la vita sogna il cielo e sulle spalle solo il cielo, mare, vento e libertà, tutto il resto resta qua, se un sogno mio che in mano volo verso il mio futuro. Oh, 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 oh.
chiesto dire sì, così rischiare. Il cammino sull'orizzonte, guarda avanti e poi va oltre, esce il suo domani. Chi cancella tutte le sue in fronte e aggiungerla con la luna in fronte, poi chissà domani. Siamo luce, oscurità, nel viaggio sopra le città. La mia vita scoglie il gelo e sulle spalle solo il cielo, mare, vento e libertà. Tutto il resto resta qua, senza un sogno il mio domani resta chiuso nelle mani. Mi stai chiamando ma non sento, no, il cellulare è spento e tutto il vento fondo. Perdonami se qui non ci rimango, ho ancora il conto aperto con tutto quanto il mondo. Adesso fare il mio viaggio, adesso non so dove. Come fare il mio viaggio, adesso non so come. So che per il gioco che nato, il noto è andato, discorso, infine liberato. Luce e oscurità, in viaggio sopra le città. La mia vita scoglie il gelo e sulle spalle solo il cielo. Mare, vento e libertà, tutto il resto resta qua. Con un sogno stretto in mano volo verso il mio futuro. Volo verso il mio futuro. Volo verso il mio futuro. Bravissima Maria Lucia. Brava. E adesso è il momento dell'ospite, Bacchisio, accompagnato da Massimiliano Porcu alla chitarra, ci fa sentire 2 canzoni. Occhi di ragazza e Zacquentera di Chelleddu. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che ti aspettano. Occhi di ragazza, se ti guardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno e felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io ti parlo coi silenzi dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Occhi di ragazza, questo viaggio prima o poi sarà finito. È una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere poi. Occhi di ragazza, quanto male mi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
s'acqua intera se spesso chi chinara tutta scuri e chi volia con furio mi spizzanne che a poi e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 io che sul passo a porta canno anna sa cuenta che sonnetta il volassa pare pera in alto mare e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e se poi tu non credi a subiti naratissa giura pinza schizo spede io non nappo de malissa e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 la medaglia in quinteri la nadattu cannisi e poi canno sin che il morto l'angustito a porta e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 una cosa de a me noi s'han fatto a monumento un cesso in mattonella di Vinsassa catenella e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 e cu intera e cu intera e cu intera e cia 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 Bravissimi, bravissimi. Funziona? E con Saquentera abbiamo comunque voluto ricordare anche Kelleddu, il noto cantautore bitese, che comunque è sempre stato presente nei nostri festival passati, lo ricordiamo sempre con piacere. Molto piacere, un applauso. E adesso è il momento di una scenetta o di un filmato del 2015. Il pittore.
Arrazza è pittore. Nealia si sposina, Nealia. Salmonella, sono una più belle satira. Creo. Allora, adesso andiamo al terzo gruppo dei bambini, continuando. Maria Giovanna Calvisi ci fa sentire la ballata dei calzini spaiati. Tenendosi tutti per mano e piano piano dentro la lavatrice che il vortice conduce si muove il cestello, ognuno smerge il fratello, cercano, chiamano mentre la schiuma pian piano li lava e profuma, ad ogni passaggio qualcuno saluta, lo vede, non vede più, segue la ruota, chissà se riusciranno a ritrovarsi mai. Fanno conversazione castellana e di cotone, hai visto uno uguale a me, mi racconto dov'è, come ti sale le linee blu, da lontano parevi, devo trovare il mio gemello, prima che si apra lo blocco, cercano, chiamano, mentre la schiuma pian piano li lava e profuma, a ogni passaggio qualcuno saluta, lo vede, lo perde, prosegue la ruota, chissà se riusciranno a ritrovarsi mai. Ora sono tutti misteri, colpevolenti, li hanno presi, ognuno da quello stellino, guarda il suo vicino, c'è chi è fortunato e suo fratello ha già il cavallo, invece che solo sorello, spera che sia nel castello, cercano, chiamano, mentre la luna va, viene se li piega le spina, pescano uno e subito qui, e lui lo conosco, aspetta mi arrivo, chissà se riusciranno a ritrovarsi mai. E se ti accorgi che sei andato a scuola con un casino rosso e uno blu, niente di grave, però sei che a casa qualcuno ha perso un amico, pensaci tu. Ecco il destino di ogni calzino che passa la vita a cercare, la felice e i compagni di cuore sono divisi, non sanno che fare. Chissà se riusciranno a ritrovarsi mai. Chissà se riusciranno a ritrovarsi mai. Perché non puoi provare ad aiutarli? Bravissima Maria Giovanna. Brava, complimenti. E adesso è il turno di Sara Mannu, canta New Soul. I'm a new soul, I can do the strange world, hoping I could have been
Why is everything so wrong? This is a happy hand. Come and give me your hand. I take you far away. I'm a new soul. I can do the strange world. Hoping I could learn about how to give and take. But since I came here, felt and joy and then fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Bravissima Sara! Brava! E complimenti al babbo, a Marco Mannu, per aver Per fatto questo video. fatto l'animazione è tutto frutto del lavoro del padre. Un po' si è Complimenti impegnato, veramente. ovviamente. Sì, sì. E adesso abbiamo nuovamente un ospite, sempre il grande Bacchisio e il grande Massimiliano, che cantano Ziu Pascale di Chelleddu. E poi questa sera. A proposito di Ziu Pascale, questa canzone è dedicata al mio amico Angelo, che tanto tempo fa vinse lo Zecchino d'Oro con la famosissima canzone Mannedda Caffeaia. Ziu Pascale morinni su letto, non vi la chi ha prusu, non vi la chi ha prusu, ma è bastato un litro e vernazza, come starzillu e viva Savassa. Lui è Francisco, Maria e Pascale, su vino buono non fa che mai male, poi cannervittu in companzia, salute bossia, salute, salute. Su vino er bello, er generoso, a che d'allegro, a chi è stumbroso, vitenne tutto, vitenne metà, ma attenzione a sa bracchetta. Lui è Francisco, Maria e Pascale, su vino buono non fa che mai male, poi cannervi tu in companzia, salute bossia, salute, salute. Amore bello, caro tesoro, intro e di yuki su coro, ma canno toccata Ave Maria, io ti lascio prossa malvasia. Lui è Francisco, Maria e Pascale, su vino buono non fa che mai male, poi cannervi tu in companzia, salute bossia, salute, salute. Che morto a balla sola, su catti inventato, sa Coca-Cola, sa vita brocchie, più che kervetto, bicchiere fiasco de vino niente. Lui è Francisco, Maria e Pascale, su vino buono non fa che mai male, poi cannervi tu in companzia, salute bossia, salute, salute. Questa sera sei tornata come sempre,
ma ti sento già lontana più che mai. Ho capito questa sera che non sei innamorata più di me. Stringi pure le mie mani e non parlare. Io lo so che mi vorresti dire addio, ma le lacrime che piango, amore mio, questa sera nei tuoi occhi non vedrò. Ti ricordi che mi lasci in fondo al cuore, ti faranno sempre più sentire il solo. Ogni sera quando arriverà quell'ora che tornavi per le strade insieme a me. Overnight chiamache a Cipicanai, a Cassia e lo overnight chiamache a Cipicanai e tornavi per restare insieme a me. Immancabilmente con questa canzone tutti abbiamo pensato a Erdocca. Un applauso a Bellissimo, Erdocca. Indimenticabile. Che era sempre molto appassionato. Specialmente di questa canzone. Di questa canzone, esatto. E adesso proponiamo un filmato dell'anno scorso, un balletto, un musical, che al tempo presentammo come direttamente dalla cattedrale di Santa Caterina. Sister Act. Dal convento di Santa Caterina di San Francisco, pensate. Fatti questi microfoni, stai attenta. Adesso facciamo accomodare Sua Santità. Allora dicevo, direttamente dal convento di Santa Caterina di San Francisco, Sister Act, per Sua Santità.
Santità. Lui come si chiama? Suorata. Si vede? Suorata 2 volte, sopra e sotto. Alla nostra età, santità, o ci manda su, o ci manda giù. Dove vuole che la mandi? Momentaneamente rimaniamo qua. Se lei d'accordo è quello del piano di sopra. Lo conosciamo bene. Ascolti, ma le è piaciuto a lei? Poi sa, le scuole piccoline dei giovani non le troviamo più, non si prestano più a queste cose, allora abbiamo rispolverato. Sì. Bellissima scenetta, un po' discoordinate queste suore, monelline. Hai visto l'ospite d'onore? Zuppappa. Zuppappa, poco bellezza. Allora, continuiamo con i bambini. Col quarto gruppo dei bambini, è il turno di Bustiano Doneddu che canta Tarantella di Carnevale. Bravissimo Bustiano. Qui vediamo la felicità del nonno Bustiano. La prossima bambina, anzi 2, Nunzia De Logu e Marirosa Chessa, Io mi fiderò di te. E dopo Gigio, che cosa dici mai? Che è questa volta, non mettiamoci nei guai. Noi siamo amici, sei tu sei, sai che tu sempre potrai contare su di me. Oh, oh, sì! Siamo di tutte le coccole! Mi fiderai di me, tu mi fiderai di me.
bravissime. Sì. Non si sente. Ok, siamo giunti alle ultime canzoni dei bambini. Ringraziamo nuovamente i genitori e chi ha lavorato per poter fare questi video. La parola adesso va a Giancarlo. A Giancarlo. Grazie Vallette. Grazie Vallette. Giusto per raccontarvi una storiella veloce, tutti quanti i mestieri sono belli, nobili, indubbiamente, ma qualcuno un po' di più. Vi proponiamo adesso una storia, la storia della famiglia di Lapide Felice o di Felice Lapide, che abbiamo già proposto qualche anno fa. Però c'è stata qualche, così, non lamentela, ma qualche osservazione ci hanno fatto perché l'abbiamo proposta chiaramente negli anni dove c'erano tantissimi bambini, tante persone, quindi qualcosa si è perso e qualcosa non è arrivato bene alle orecchie di chi era lì in sala. Quindi l'abbiamo riproposta, l'abbiamo rifatta quest'anno, chiaramente sempre cercando di rispettare tutti Suggeritemi qualcosa, vabbè. Ok, abbiamo rispettato le distanze di sicurezza imposte dal Covid. Niente, vi facciamo vedere questa storia di questa famiglia felice, ma non tanto. La storia di su Baulaiu. Oi mamma cara, non so come ti vrunare da babbo. Corre mamma bianca, te li deve vernare da babbo tuo. Oh, stasera dovrebbe innescarlo, sammorato meu. Ma so ti mente che frea. Mi, chi non mi accate cosa esatto rorbattolo. Che commenta di scritto che babbo baetta un'agenzia funebre, sinché sono inverto si spancarato. Non ti preoccupare, Bia. Chi da bilunaro a babbo tuo. Chi non se ne ho che te vina sa dopo si sposo. Faremo una cosa, ma costu Carlo, narami, come in testi, te tipo este? Uno tipo, ma... Uno tipo? Uno tipo. Proprio... vabbè, e t'hanno. Anna bene, ma... Vabbè, dai, chiamiamo a babbo tuo. Chiama babbo? Ja, dai. Fulgenzio? Babbo? Fulgi? E te batta. Vieni, coro mio. Ascolta, mica ti l'ho già avvisato. Che stasera dovrebbe innescarlo. Siamo morato de bianca e sta nostra. Carlo, este sue chimbe. Mi non fa che giosate robattero. Che canno, sono venuto a cliccare a fezza tua. E hanno scritto su travaglio che ha chiesto e hanno fatto a scorrosi in che sono in Bertor direttos. E prete. Non travaglio messo, non travaglio onorato che non mai nessuno si è lamentato. E questa famiglia Lapide è una famiglia onoratissima, da generazione, aumentate bollo. Dagli schimusu. Se sprocussa, ascolta, io pure che ho scritto su travaglio che a chiesa, ha poato so scorroso. Se stai consumando il fatto il visto dopo coiuato. Ma sei sempre in questo conto. Intanto. Cioè, non ti ha fatto un upacco. Io non credo che mi ha fatto cosa. Comunque tu non ti preoccupi se io da non ho nulla. Lo accoprotene. A chi te lo promette, babbo, piacere, Poi, grazie. sempre restituto di nieddu. Oh, io sto travagliando in che batto in un magazzino in Paladino. Un laboratorio. Oggi mattessi batto al morto sto scatto. Dai su tuntunno. Peschi che lo simbolaia. Hanno Tanno. Che sta cosa deve tenere dai nanti. Casa famiglia Lapide è una famiglia onorata. E dagli schimi della generazione, l'una era sempre. È naturale per Gai. Va bene. Però, poniti che cos'è da de colore che hanno Torres, che hanno in Carlo. E un'altra cosa, ti devo avvisare che questa cosa che è proprio importante. Avvisa sui ragionieri. Mica non fa che adesso a sua la chienza, che in tutto giorno, Chi non si che presente? Chi ha Benunaro e Geo da non ha nulla deve essere una tumba io deve essere. Giuliate mica una torre. Dite bolla, ba!
una cosa di colore. Sì, fratello. È nata in tenera. Carlo. Sonando. E chi sono sonando? Sul campanello. Non la si è parato uno. Ma peschi mi poneva sul ballo sardo? Sempre scese. Ciao, amore mio, ciao. Ciao, come stai? Bene, tu, Ah, benissimo. Che bello che sei Benissimo. Ti piago? Elegante? Bello. Ti chiama mamma? Mamma? Oh, mamma, cos'è Carlo? Grazie. Buonasera signora. Oh, buonasera, Bene, Carlo. Pur baciamano, tanto piacere, ben arrivata a domo. Appena saputo. Ha visto, ma? Anna bene, lo tipo. Ascolta, tanto clamamo già babbo tuo. Mamma, clama babbo. Lo clamamo, scopo. Fulgi! Carlo, occhio che cosa piace, che a babbo questa cosa scolorata, non le piace. In bosca di rete sabuzacca. Bravo. Ecco, gira cattivo. Li spreo. Babbo, cos'è Carlo? Buonasera, piacere Carlo. Carlo V. Carlo. Carlo V. Cosa me? Cosa che non si dimos? Carrionamos. Tanno, insomma, mana bianca minante che voi siete su commercio. Un affare sul genere, certo. Ah, mia che piacere. Tanno, insomma, mi dà fare spiegare di essere cliente giusto, canto prima. No, non siamo scusate, io non ascoltate, chi mi sono dimenticata, manco devo scombitare qualche cosa, una tassa di vino. No, signora, grazie, io non posso dire nulla che io così stiamo. Si stiamo. No, anzi, sì, mi dovete scusare, che non ho pensato manco a battere uno presente, non lo so, un mazzo ebrore, se... Veniamo su un magazzino ebrore noi, sì. Ascolta. Allora, come arraioniamo del si sposo, lasciamo perdere tutto questo gioco di serie. Avanti. Buonasera. Ma come? Questo è sul ragioniere nostro. Ah, basta sul ragioniere. Sì. È un pacco pallidonzo, infatti l'abbiamo inviato a piccare un pacco al sole. Però il cuculato e il suo sole è carragliato, vero? Carragliato e cravitato. Ecco. Vai. Ragioniere, vai, comunque, la cassa integrazione è pronta. Quale cassa? No, la cassa integrazione, che uno che lavora anche noi, sì. Però, dunque, come torniamo a ragionare. Caro, los tempos son duros. Che dice nanna? A te non chi è peschiero? Comunque, caro Carlo V, tu ti cari scogliare. Sì, però batto una cosa, io non so Carlo V, mi ha assaggiato per via, io so Carlo Cipresso. Carlo Cipresso. Arnasse, che è che ti sei separato? Hai visto? Gira ben bene. Pensa che quando ti coglias diventa bianca lapide in cipresso. Pare che la sui denne da marmaro. Io capo con lì tu sa scrivere adesso colonnello. No. Capipai. No. Caso loco, insomma, che la colletta. Vai. Stanno andando a pulire la camera ardente. Un'ora, Un'istanza che batta, che sta un pacco fritto rosa. E biacchimo suoco, caini sono fritto, no? Si sente il fritto, compreso. Tanto si caenta. Si caentano. Ho compreso. Io però posso dire una cosa, no? Prima di dare si sposo, che io con un neo che può creare qualche problema, poi dopo si sposo. Io prima di questa cosa, che mi ha che piacere pure, no? Dato che boschierite scogliare, io voglio dare una bella estrema benedizione.
gai, non siete gai. Una benedizione. Oh no, buon ringrazio. No, va a tornare a servire di prima, e che voglio parlare di questo neo, no? Che io coglievo, che potete creare... Uno neo. E lo vedo io che questo neo tu. No, questo è spessano, è un modo di narrare, no? Questo è una metafora, no? Una metafora. Questa metafora è una malattia. Ma non ti sei informata prima di questa cosa? Io non si è venuta di questa cosa. Ah, che errore che ti ha costato. Ista. Che fulgi. Misericordia, Signore. Purgatorio. Ho compreso. Bilappo di questa misura. Ho compreso. Voi già chi al deserto? Un affare su genere, sì. Come dal fatto vince siamo dai come, longa, strinta, bella, rigida. Ho compreso. Però io posso chiedere, no? Che io sono laureato. Però gli scritto se lo tempo per fare lavoro, come lo tempo sono difficili, lo tempo sono duro. Chi lo nasce? A te è lunaro sempre, a chi è peschi lunaro, a te è lunaro. Ma appunto per questo io posso poi spiegare che... Insomma, sei disoccupato? No, io non sono disoccupato. No. Cassa integrato? No, io non sono cassa integrato. E tanto sei il mandrone. No, da mandrone. Io non sono mandrone, io sono... Ehi, te stesse. Io sono... Questo non fa che nulla. Carlo? Non abbi la babita, siamo... Io sono... Nulla, ti non io, questo non fa che nulla. No, Amore! Io sono guardiani sul Camposanto, Guardiani sul Camposanto. E tanto siamo stati noi, sì. Ragionieri, me la inocche! Ragionieri! Bene, non so se la storia vi è piaciuta, speriamo che vi sia arrivata bene perché è una storia un pochettino così, allucinante a dir poco. Come vedete, intanto stiamo per finire, stiamo per chiudere. E come vedete ho qui vicino a me Don Celeste, è il nostro nuovo diacono, qui abiti da qualche mese, anche per lui è la prima volta sul palco del salone parrocchiale. Lo ringraziamo perché è venuto per portarci un saluto, anche lui un po' gli è stato spiegato che cos'è il nostro festival, che cosa è successo in questi anni, quello che rappresenta il festival dei ragazzi per Biti, e ha voluto portarci un saluto. Grazie Don Celeste di essere venuto così a salutarci. Niente, le diamo... Intanto le diamo ulteriormente il benvenuto a Biti, speriamo che si trovi bene. La nostra associazione è sempre stata a disposizione anche della parrocchia per tutte le attività che ci competono e che riusciamo a fare. Le lascio la parola. Buonasera, grazie per l'invito agli amici di Achimus, Bizzi TV, che è la mia prima volta al Festival Parrocchiale dei Giovani del Carnevale Bittese, anche se quest'anno molto limitato, è andato sicuramente alla grande, molto bene, perché comunque c'è stata la collaborazione di molte persone. Complimenti ai bambini, a tutte le persone che hanno contribuito affinché si svolgesse, andasse al meglio anche quest'anno. Con l'augurio, l'auspicio e la speranza che il prossimo anno sia senza distanziamenti, senza mascherine e con la presenza del pubblico dal vivo. Va bene, vi ringrazio davvero tanto per l'impegno che ci mettete sempre. Vi auguro di continuare e andare avanti con molto coraggio e forza. Tanti auguri e grazie ancora. Grazie a lei, Don Celeste.
La ringraziamo, è il modo migliore per chiudere appunto con questo saluto di Don Celeste. Adesso chiamo qui vicino a me le vallette per un saluto finale e annunciamo la sigla. Ecco qua, prego le vallette. Ecco qua Marcella e Tiziana, facciamogli un bel applauso. Ciao! Perché anche stasera sono state non brave ma bravissime. Come tutti gli anni, auguriamo a quest'anno sempre di voi, bella romasa, una meraviglia. Le geline, Artagia. Per la gioia dei mariti, dei loro mariti, e la gioia anche degli spettatori di BCTV che vedono qualcosa di, tolto me, chiaramente, qualcosa di bello. Bene. No, Giancarlo. Sì, no. Dai, che sei bello. Non ti demotivare, stai su Giancarlo, stai su. Ma che tu adesso casci? Non lo potremmo andare in Allora, non lo posso dire perché ho l'esclusiva, c'è un giornale di gossip. E quindi non lo posso annunciare adesso. Penso che uscirà a breve appunto una edizione speciale, un'edizione particolare straordinaria dove verranno fuori tutti quanti i cachet, sia il mio, quello di BCTV, del regista, non possiamo annunciare niente. E comunque vedrete. Ne vedremo delle belle. Vedrete delle belle. Niente, se volete annunciare la sigla finale, noi salutiamo tutti quanti, tutti gli telespettatori di BCTV, quei bitesi che sono lontani, quelli che sono vicini, ma anche i non bitesi che si sono collegati per vedere questo nostro spettacolo che nel nostro piccolo per noi è grande, perché con i nostri piccoli mezzi siamo riusciti, pensiamo, a realizzare qualcosa di bello e di non far saltare quest'anno neanche il Carnevale dei Ragazzi, malgrado tutto. Grazie ancora a BCTV, grazie a tutti quanti. Abbiamo la sigla? La sigla finale è un filmato di tanti anni fa qui del Salone Parrocchiale sulla falsariga di quello che abbiamo visto l'altra sera. Quindi un ballo sardo forse, non lo so. Sì, un qui flash proprio mob. un flash mob su Come si finiva negli anni scorsi il Carnevale dei Ragazzi al Salone al Parrocchiale. Salone, esatto. Ok? Grazie ancora, un saluto a tutti. Per domenica, che cosa hai detto prima? Scusa, che io non ho capito. Allora, per domenica stanno arrivando tantissimi messaggi, telefonate. Ci stanno chiedendo qualcosa anche per domenica. Vedremo, non lo so. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa, ve lo annunceremo tramite i canali di BCTV. Noi ci siamo propensi a fare qualcosa. Poi vediamo se le condizioni ce lo consentono, se tutto funziona bene. Sei il DPCM nuovo? Appunto, adesso vediamo questi draghi nuovi che cosa decidono, che cosa ci faranno fare di bello o di brutto. Grazie ancora. Grazie a tutti. Arrivederci, se Ciao, volete, forse ci vediamo serata. domenica. Grazie ancora, Maestro Giannovas. Cambiare il mondo, e tocca a te non perdere tempo, e tocca a te senza rischiare, senza altre scuse da inventarci su. Per passo più stanco, vivere un peso di vista sul fianco, tenere la corda per caso di qualcuno, lasciare il proprio segno batte in ogni muro, è una missione la più segreta, rendere importante ogni nostro sapere. And now the kit is on the table. Let's go con identità segreta. Macchina segreta. Missione segreta. Codice segreto. Au au. Au au. Au au.